dei serramenti e in sole 6 settimane avrai i tuoi nuovi serramenti già montati. Visita il nostro showroom a Trieste in via del Follatoio 7. Per maggiori informazioni tsr-srl.it o seguici su Instagram. TSR, prezzi competitivi e tempi di montaggio imbattibili. Ti sfidiamo a trovare di meglio. Buone vacanze in Friuli Venezia Giulia da Radio.0, la colonna sonora della tua estate. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Info FVG, gli aggiornamenti dalla regione. Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Ritorniamo a seguire gli aggiornamenti, novità ed eventi di gusto dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da uno degli eventi più attesi anche per questo 2024, le 30 candeline che si appresta a soffiare anche Friuli Doc, la manifestazione più grande del Friuli dedicata all'enogastronomia regionale, un'edizione che si preannuncia già ricca di eventi e ricca di significati. Ne andiamo subito a parlare anche delle ultime novità insieme al vice sindaco Alessandro Venanzi e a Luca Cristoforetti, direttore generale di Civibank. Noi con la partnership col Comune di Udine ha voluto rappresentare un rinnovato impegno di Civibank a favore del territorio. Civibank è una banca locale che vuole essere vicino alle imprese, alle famiglie e alla comunità nel crescere tutti insieme. Beh, è un'edizione importante perché la cifra tonda obbliga un'analisi della situazione, tirare una riga, capire cosa è andato in questi anni e cosa si può fare di più per rilanciare una kermesse che di fatto è la fiera enogastronomica più grande del nostro territorio, è l'evento più importante che un comune, un ente pubblico in questa regione organizza in autonomia ed è il momento anche per raccontare una regione che si è evoluta negli anni e che è in grado di raccontare di più e un po' meglio quello che riesce a offrire al profilo della gastronomia, delle eccellenze anche imprenditoriali che questo territorio esprime. Appuntamento dal 12 al 15 di settembre, vi sapremo poi raccontare di più anche sul programma, ma intanto sappiate che ci saranno 7 piazze anche all'insegna della musica e tantissimo spazio anche per gli eventi. Ritorniamo al gusto, ci spostiamo invece a Udine perché arriva Saperi e Sapori, l'eccellenza artigiana in mostra. Appuntamento dal 28 settembre fino al 6 ottobre dove Udine Fiera ospiterà la prima edizione della nuova fiera dedicata al Made in Friuli Venezia Giulia in sinergia con Casa Moderna. Ne parliamo insieme ai protagonisti, il presidente di Udine Fiera Antonio Di Piazza, il presidente CNA Maurizio Meletti, il presidente di Confartigianato Imprese Udine Graziano Tilatti, quello della Camera di Commercio di Pordenone Udine Giovanni Da Pozzo e Sergio Emidiobini, assessore alle attività produttive e turismo Regione Friuli Venezia Giulia. Insomma, oggi abbiamo presentato questa data zero di saperi e sapori del Friuli Venezia Giulia. Ma il nostro obiettivo è anche quello di promuovere le attività commerciali in modo che speriamo che tanti giovani vengano a visitare, capiscano che si può anche trovare soddisfazione anche lavorando nel mondo dell'artigianato. Sicuramente gran soddisfazione per questa comunicazione, per questo nuovo evento che affiancherà Casa Moderna, una fiera ormai stabilizzata del Friuli Venezia Giulia qui a Udine, dove Udine Esposizioni quest'anno si è resa più che disponibile per appunto far compenetrare l'una e l'altra attività, ovvero far compenetrare Casa Moderna con Sapere e Sapori. È un ulteriore passo in avanti di quella che è una trasformazione della nostra fiera da un modello tradizionale ormai desueto a un modello multitasking dove eventi non solo economici ma anche culturali ed altro vanno ad essere inseriti nel contesto martignaco. L'impegno nostro è a 360 gradi, però è un impegno che crediamo molto fruttuoso perché credo che ci sarà da rimanere sorpresi di quale sia il livello di innovazione che le piccole aziende artigiane che notoriamente vengono associate alla tradizione invece siano qualcosa di veramente innovativo, qualcosa di nuovo. E noi dopo essere passati per il gusto a Udine ci spostiamo invece a Gorizia dove si attende anche il grande appuntamento con Go 2025. Go 2025 e dintorni. Presentata infatti la brochure dei comuni dell'Isontino e città UNESCO che verrà pubblicata proprio per far conoscere il nostro territorio. Ne parliamo insieme al sindaco Rodolfo Ziberna e a Patrizia Artico, ufficio comunicazione.
È una bella opportunità questa finalmente per dimostrare che avevamo ragione, cioè che la promozione dell'insieme del territorio nel vero senso della parola, cioè di tutto ciò che i comuni, non soltanto dell'Isontino, ma mi riferisco anche ai 3 siti UNESCO, perciò Aquileia, Cividale, Palmanova, cioè un'offerta talmente completa che può davvero rappresentare un valore aggiunto, ma anche per tutta la regione, attrarre più persone nell'Isontino. Lo facciamo con un volantino, per il momento sono 10.000 copie, arriveremo probabilmente a breve anche a 50.000 copie in 3 lingue, italiano, sloveno e inglese. E in questo dépliantino c'è di fatto tutto un territorio dove ci sono delle eccellenze turistiche straordinarie, storiche e culturali straordinarie, e abbiamo voluto attraverso questo strumento promuovere un intero territorio con tutta la sua gamma di eccellenze e di bellissime cose. E dopo aver parlato ancora di territorio, noi chiudiamo parlando di letteratura. Va allo scrittore Diego Marani la 5ª edizione del premio letterario Friuli Venezia Giulia, il racconto dei luoghi e del tempo, istituito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Fondazione Pordenoneleggio.it. Storie che ho scritto, ho voluto mettere questo gioco dell'Europanto. L'Europanto non è una vera lingua, è appunto una provocazione, un gioco che io utilizzo per far capire alle genti che con la lingua si può giocare, che non si deve aver paura. Por speak Europanto, tu basta de mix parolas from differente linguas und siempre esse correcto spicante. Adelanto mit Europanto. Il libro, il racconto lungo di Diego Marani, che ha vinto appunto il premio Friuli Venezia Giulia, racconti dei luoghi e del tempo, sarà disponibile per Pordenone Legge, e a Pordenone Legge il 22 di settembre, durante la manifestazione, la giornata conclusiva, si avrà la celebrazione del premio e appunto sarà premiato Diego Marani. Quindi noi siamo felici che ciascuno possa esprimere la propria visione. Credo che gli obiettivi di questo premio quest'anno siano perfettamente centrati, perché raccontiamo la nostra terra, le nostre particolarità, il confine. Grazie allo scrittore Diego Marani, al direttore artistico Gianmario Villalta di Pordenone Legge, all'assessore regionale Mario Anzil per averci raccontato di più anche su questo premio. Ritorneremo a parlarne avvicinandoci anche a Pordenone Legge 2024. Per il nostro appuntamento invece con Info FVG è tutto, grazie per averci seguito e trovate tutto anche sulle nostre pagine social e sul sito radio.0.it.